Oggi Cagliari Milan 0-1. Cagliari Milan 0-1. Prima di incominciare col video vi saluto, bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto a mercato, un Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Come avete visto dall'intro un po' così, andremo a parlare di Cagliari Milan. Finita per 0-1 per i milanisti. Milanisti che vincono ancora una partita per 1-0. E poi ragazzi, che posso dire di questa partita? Cioè che il Milan da oggi si è dichiarata lotta come lotta per lo scudetto, è ufficiale, può vincere lo scudetto, al 98% vince scudetto Milan, e non sono milanista, guardate, tengo una bandiera del Napoli, cappellino del Napoli, nel maglietta del Napoli, quindi per farvi capire che non sono di parte, capì? Ecco, c'è il Milan, no? Prima di iniziare con la registrazione, mi stavo confrontando con altri miei amici, no? E praticamente stavamo ragionando anche con un altro YouTuber, e praticamente ha detto, ragazzi, che devo dire? Allegri vincerà il campionato, cioè vince tutte le partite di cortomuso, se porta tutte 1-0, 1-0, 1-0, chi stanno. Ma poi se ci pensate, no? Ecco, il Milan, no, quest'anno sta proponendo il gioco che il Napoli proponeva l'anno scorso, se vi ricordate, perché vinceva tutte le partite per un 1-0. Era raro che si vinceva per più di 2 gol di scarto. Le uniche partite che mi ricordo che abbiamo vinto con 2 gol di scarto con più di 2 gol di scarto fu Napoli-Bologna 3-0. Poi fu Napoli-Como 4-0. E poi ci furono altre partite, ma non me la ricordo sinceramente. Vabbè, segna per il Milan, segna Raffaele Leao per l'1-0 al 49esimo e 20 del secondo tempo, quindi segna più o meno iniziato il secondo tempo. Poi giù. E ve l'ho detto, il Milan riproporrà il gioco del Napoli che ha fatto l'anno scorso. È ufficiale, ragazzi, cioè, non scherziamo. Il Milan rifarà, cioè farà la stessa cosa che Napoli ha fatto l'anno scorso. Scusate se sono cioè che ripeto sempre le stesse cose, però è vero ragazzi, non possiamo passare oltre, cioè che sono cose che si vede, cioè non scherziamo. Ragazzi, Allegri poi, sappiamo la storia di Allegri, che vince sempre tutte le partite con 1-0, quindi anche alla Juventus, quindi proprio fa capire. Cioè, poi ragazzi, mi stavo confrontando anche con un altro mio amico e praticamente mi ha detto che, cioè, stavamo ragionando, no? E praticamente l'ho detto, ragazzi, il Milan è andato per questo campionato, è andato per questa prima parte di campionato, è andato avanti di pareggi e vittorie. Ha fatto una sconfitta in campionato per 1-0. Cioè, no, per 1-0, scusate, per 3-2, che era la prima partita di campionato contro la Cremonese, che avevo detto contro la Cremonese. Vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!